diceva non si capisce perché non sei italiano. Ascolti me sei semplice dialetto veneziano. Nel nostro dialetto non si può cantare, i podan cantare. Nel nostro dialetto non si può cantare, denunciavano in Pittura Fresca nel lontano 1991. Oggi il problema sembra tutt'altro che superato. Le esternazioni della rock band rumatera, cliccatissima su YouTube ma emarginate dalle radio venete, hanno aperto il vaso di Pandora. Chi canta in lingua veneta potrà riempire le piazze di fan adoranti, ma difficilmente verrà preso in considerazione da quelle stesse emittenti radiofoniche che trasmettono invece senza problemi canzoni in romanesco e in napoletano. Evidentemente dalle altre parti hanno qualcuno che spinge, qui non abbiamo nessuno a spingerci perché a chi facciamo comodo. Noi non siamo quelli che cantano di un nord-est ricco, perfetto e a misura d'uomo come viene presentato dai nostri prodotti politici. Noi cantiamo di problemi delle persone e della gente e di conseguenza certe volte esprimere i problemi delle persone dà molto fastidio a chi sta al potere. Secondo l'ex leader dei Pittura Fresca, le ragioni della discriminazione starebbero dunque nei contenuti potenzialmente sovversivi dei brani in lingua veneta. Spesso infatti l'idioma locale viene utilizzato per raccontare l'anima profonda di un territorio, i suoi problemi, le sue paure e per proporre un modello alternativo a quello della globalizzazione, come nei testi anti-OGM del rapper Herman Medrano. Non ti servo la terra del mio campo, lo sotero e semiti di Monsanto, con rispetto dei suoi cicli naturali, ciò che gli non se può pettenai. Siamo veramente omologarsi a un modello che non è quello che è più umano, diciamo così, non è questione proprio di essere veneti o lombardi, eccetera, siamo di disgregarsi proprio come persone, come società, quindi anche acciappare in mano le proprie tradizioni, le proprie usanze, culture locali è importante, riscoprirle perché comunque ne sono perse, che c'è ancora gente che le tiene.